Parliamo ancora di EP Music Day 2024, l'appuntamento del 22 e il 23 giugno. Saremo tutti quanti al Parco Sibiola a Serdiana per questo magico evento, questo festival internazionale che vedrà gruppi da tutto il mondo, ma non solo i gruppi. E quest'oggi parliamo di yoga e lo facciamo con delle bellissime signore che sono venute qui a trovarmi. Grazie. Allora, vi presento a uno. C'è Patrizia, poi Anjali, Io sono Sita. Sita, Giusileda Jayadevi E Paola Tomasi. e Paola Tomasi, che abbiamo già visto nelle inquadrature dell'EP Music Day 2023, sei uscita benissimo la grande. Bellissimi, perfetto. E ci colleghiamo anche, se non sbaglio, con Orosei, con un'amica, una componente del gruppo dello yoga. Lei è Daniela, ma ci dice in arte. Ciao, dal Charan, Priya Kaur. Ciao a tutti. Benissimo, Ciao, ecco, ragazze. io volgarmente Daniela ho detto in arte, ma come si può definire questo nome che voi avete, secondo nome? Beh, è un nome spirituale che comunque Ecco. viene assegnato, solitamente anche il più delle volte magari riesce anche a prendere una parte di noi, quindi nel mio caso per esempio dal Charan significa gruppo e quindi forse è riuscito proprio bene, ecco, nell'intento di questo nome. Benissimo, allora io parlerei subito con Lucia, Sita. con Sita. Sita, parliamo Sì. con Sita, è semplicissimo, meno male. Sì. Bene, Sita, allora, cos'è lo yoga? Dunque, lo yoga è tante cose, intanto è tante cose. Prima dicevamo è una disciplina, sì, è una disciplina, è uno stile di vita. E il suo fine ultimo è quello appunto di cercare di armonizzare la nostra presenza, sulla nostra esperienza umana. Ok, come lo fa? Lo fa cercando di mettere insieme la nostra parte più materiale con la nostra parte invece spirituale, quindi con il motore che anima la materia. Ecco, questo diciamo che Come poi ho detto, diciamo che ci sono tante definizioni di yoga. A noi insomma piace un po' definirlo come è un modo di vivere, è una disciplina che ci accompagna per tutta la vita perché c'è sempre da prendere, c'è sempre da migliorare, esatto, da sperimentare, ok? Quindi ci accompagna in tutta la vita, questo è quello. ieri infatti avevo Sì. un'intervista con gli Hare Krishna e gli ho detto noi non siamo solamente 80 kg di carne, No, quindi esatto, me lo c'è confermi? qualcosa in più, c'è qualcosa in più che ci anima e quindi attraverso lo yoga, attraverso le discipline yogiche cerchiamo di ricollegarci a quella che è la nostra matrice primaria, ecco, il nostro sé primario. Vi vedo belle, raggianti, serene, questa è una cosa stupenda. Sì, vabbè, noi non siamo abituati a stare naturalmente, insomma, in radio, in però uno studio televisivo, in uno studio televisivo, ma chiaramente però, qua sì. siamo nel mio salotto, quindi è come se stiamo facendo una Sì, chiacchierata grazie. a casa Anzi, mia. grazie per averci invitato, grazie. Grazie a te, Insomma, grazie a voi. Ecco, tutti. presentaci un po' il gruppo, come siete Sì. composti. Siete praticamente c'è Daniela Sì, c'è Aurosei. Daniela Aurisei. Allora, noi ci occuperemo dell'organizzazione dello yoga all'EP Music Day. Ecco. Quest'anno in collaborazione appunto con Giovanni e Valentina abbiamo deciso di portare lo yoga in questa manifestazione. Rappresentiamo in questo momento lo yoga dei Sardegna. Yoga dei Sardegna è nato l'anno scorso in occasione del solstizio d'estate. Che bello. Sì, praticamente eravamo io, Paola, Daniela e Patrizia che abbiamo deciso di festeggiare insieme questo evento. E al che da cosa nasce cosa, insomma, abbiamo invitato anche altri nostri amici, insegnanti, Certo. che stimavamo tanto. E così è nata una giornata veramente molto bella. È una giornata all'insegna dello yoga, della condivisione, perché ci sono tanti stili di yoga e ci sono tanti modi di vivere lo yoga. Quindi diciamo che un solo insegnante, almeno questo è il nostro Certo. pensiero, potrebbe non riuscire a dare tutto quello di cui le persone hanno bisogno nella loro diversità. Siamo tutti diversi e quindi ognuno di noi ha bisogno di
di trovare l'aggancio giusto per Bellissimo. ricollegarsi al proprio Certo. divino, ecco. C'è un'età per poter praticare lo No, yoga, lo per yoga iniziare? può essere praticato a tutte le tutte le età, in età. tutte le forme, nel senso, cioè anche in casi di patologie importanti. Ecco. L'unica, insomma, come possiamo dire, l'unico requisito necessario è il respiro. Quindi diciamo che Certo, praticamente certo. tutti possono praticare yoga. Lo yoga. E appunto ognuno troverà il suo filone. È un bel argomento da approfondire. Ecco, Sì. nella giornata dell'Hippie Music Day 2024, senza spoilerare tantissimo, sì. ma cosa porterete? Porteremo tanto, porteremo tanti compagni di viaggio, di avventura, che hanno interiorizzato lo yoga e hanno praticamente un loro modo di insegnare, di trasmetterlo, perché come dicevamo siamo tutti diversi e quindi ognuno ha bisogno anche dell'insegnante, che non è altro che qualcuno che ti accompagna e che ti Certo. risveglia, appunto, soprattutto l'osservatore, perché come si fa a raggiungere questa parte divina? Semplicemente riuscendo ad osservare, cercando di togliere tutte quelle che sono le distrazioni, che possono essere fisiche, emotive, psicologiche, ecco, per dare luce appunto a... Entrare in un'altra dimensione. Esatto, entrare in un'altra dimensione, ecco. E quindi ci saranno veramente tanti bei compagni che... Bellissimo, Sì. bellissimo. Daniela, che è lì a Rosei, tu viaggi spesso. Ecco, raccontaci, leghi i tuoi viaggi allo yoga? Allora, sì, diciamo che forse era sicuramente iscritto da qualche parte che lo yoga sarebbe entrato a far parte della mia vita. E di questo ne ho avuto più consapevolezza con i miei viaggi. In particolare, per esempio, sicuramente l'Australia, dove ci ho vissuto, e anche Bali, sono stati sicuramente i posti più illuminanti, molto Certo. probabilmente. E niente, quindi questo mi ha dato la consapevolezza, poi tornando magari in Sardegna definitivamente, di capire appunto che questo percorso mi avrebbe totalmente cambiato la vita. Niente, però questo diciamo che devo ringraziare sicuramente anche tutti gli insegnanti, ecco, le persone che ho incontrato nel mio cammino, sicuramente anche il mio intuito, la mia perseveranza. E niente, quindi è stato bello, più che altro come diceva Sita, è stato bello proprio condividere come lo scorso anno, perché lo yoga appunto essendo unione, la parola unione è unione di vari stili, unione di vari modi di vedere lo yoga, quindi ognuna con col proprio modo di essere, quindi con quello che più si avvicina alle proprie corde. Questo di questo ve ne potrà parlare benissimo Paola, perché lei ha a che fare col suono, quindi è molto bella questa cosa che la vibrazione possa avvicinare tante anime, con ognuna il proprio modo di essere. E quindi sì, quindi questo mi porta sicuramente ai miei viaggi, poi lavorando molto nel turismo. Ecco, mi piacerebbe tanto portare lo yoga anche a livello ricettivo e quindi che le persone possano proprio giovarne a livello di benessere anche in una condizione magari di vacanza. Quindi niente, quindi io sì, in questo momento sono ad Orosei, però non vedo l'ora che sia il 22 e il 23 giugno per ricongiungermi con le ragazze e con tutte le altre persone. E niente, quindi diciamo che il mio mantra è la mia solarità, quindi spero di continuare in questo percorso e sono contentissima di aver iniziato questo percorso con le ragazze. Quindi il 22 e il 23 giugno sarai con noi all'Hippie Music Day. Assolutamente, sì, Perfetto. penso che sì, non spoilerò niente, però sì, anche io farò una lezione in uno di quei 2 giorni. Se poi ti vorrai avvicinare anche tu al nostro camper dove lavoreremo per le riprese video, ci farà piacere perché magari nel salottino darai saluti a chi ci segue da casa. Certo, assolutamente. Grazie, Certo, assolutamente, sarà un grazie Daniela. piacere. Allora vediamo un attimino ancora di parlare anche con la Grazie a voi. bellissima Paola. Siete tutte belle, ma Paola ha una telegenicità incredibile. L'ho vista nel video, ho detto ma guarda che bella signora, veramente. Ecco, veramente, perché poi tu sappi che nel mio canale vai spesso perché lo spot dell'Hippie Music Day dove ci sei anche tu lo faccio passare ogni volta che faccio Disco Note, che è una trasmissione televisiva che faccio, e poi ogni
ogni 3-4 video musicali ci sono i passaggi dell'EP Music Day, quindi sei fissa e quindi la conoscete già. Benissimo. Paola, ecco, che hai uno strumento, una campana, cos'è? Sì, ho portato con me una delle mie compagne di vita, che è una campana armonica, che emette il sacro suono dell'Om, che nella cultura vedica è considerato il suono primordiale. Io sin da bambina ho praticato lo yoga, l'ho insegnato per 30 anni, ora sento molto affine il suono e l'utilizzo della voce, quindi diciamo che mi sono agganciata negli anni al filone del Nada Yoga, lo yoga del suono. Certo. Come diceva Sita, ci sono tanti stili. C'è lo stile Kundalini, che molti di loro praticano, c'è l'Hatha Yoga, l'Ashtanga, Yin Yoga, uno yoga molto armonioso, molto calmo, sono tanti gli stili, quindi come diceva Sita, ognuno può trovare il suo metodo Certo. per trovare il suo profondo sé, curare la propria interiorizzazione e l'armonia. Bello. I massaggi che io pratico ed eseguo sono massaggi sonori armonici, quindi cercano di riconnetterci all'armonia primordiale della natura e così si va a sollecitare, stimolare tutti i nostri chakra, che sono appunto le ruote di energia vitale che ci tengono in vita e che vanno equilibrate, armonizzate. Ci dobbiamo lavorare un pochino sopra per far sì che Ecco. possiamo eliminare stress, situazioni di contrazione, invece cercare di vivere con questo sacro Om Ecco. Shanti e in Ora che l'hai fluidità. nominato, ho sempre sentito dire devo aprire i chakra. Per Ecco. esempio. Ecco. Esatto, si intende che appunto se le nostre ruote d'energia che hanno il loro focus lungo l'asse energetico che corrisponde alla nostra colonna vertebrale, il considerato il nostro asse, Certo. come la Terra, il suo Certo. asse, anche noi come elementi della natura, come esseri viventi, siamo esseri vibrazionali e abbiamo un nostro asse portante, in sanscrito è chiamato il danda, il bastone, il nostro asse dalla terra al cielo. Ma che bello. E così i nostri centri vitali sono allineati l'un l'altro con tutte le nostre funzioni. Abbiamo l'elemento terra come radice, come primo chakra, abbiamo l'elemento acqua sulla zona urogenitale, Che il bello. fuoco sul plesso solare, sulla zona digerente, l'elemento aria, giustamente il cuore, il nostro centro, e quindi come se le nostre braccia fossero delle ali, noi possiamo elevarci Certo. verso il divino, no? Certo. Elevare la nostra vita piuttosto che camminare così. Certo. È bello Ripiegati. camminare Esatto. così a testa alta, guardando anche il cielo, non camminare a testa bassa. E quindi diciamo che lo yoga in genere, lo yoga del suono, in particolare con le vibrazioni, col canto dei mantra che liberano la mente e ci portano tanto equilibrio, tanta presenza e centratura, sono delle pratiche che tutti chiaramente possono. Una curiosità, un fedele di qualsiasi religione, adesso mi viene perché qua siamo in Italia, il cattolico, Sì. ecco, va in contrasto se frequenta lo yoga oppure sono due cose completamente diverse? No, assolutamente un conto è la religione. non va in contrasto, perché nessuna di noi infatti è o shivaita, induista o Ok. segue una religione particolare. Personalmente seguo solo le leggi della natura, Certo. credo molto nella natura, natura. come vedo il Certo. divino in ogni parte di noi e in ogni elemento della natura. E così le mie preghiere possono essere rivolte a un albero, Certo, però è chiaro che una coscienza cristica fa parte anche della mia cultura. Sono Chiaro. nata a Cagliari, Chiaro. ho fatto la Boy Scout cattolica mi sembra per 15 anni, quindi conosco tutti gli conosci alleluia tutti. e laudato si che si possano immaginare. Certo. Però al Però non momento va in contrasto. preferisco Però preferisco però fare riferimento ai suoni. Esatto, però un cattolico non deve aver paura di avvicinarsi allo yoga Assolutamente. perché dice non mi devia da quello che è la mia... Anzi, rafforza. Rafforza, ecco. Certo. Mi voleva Posso, chiedere infatti, qualcosa, sì, perché certo. c'è sempre questa confusione. Lo yoga non è una religione. Esatto. Esatto. Lo yoga è una filosofia di vita, c'è sempre questa frase bellissima, la consapevolezza del sé, che ce l'hai anche eventualmente anche con qualsiasi religione tu applichi. Giusto. Lo yoga ti aiuta a conoscere te stesso, al fatto che non sei solo un corpo, che all'interno hai uno spirito, hai un'anima.
noi non ci soffermiamo, no, con la vita stressante che abbiamo adesso, invece abbiamo necessità di fermarci e di conoscere noi stessi, di essere consapevoli, quindi non è una religione. Condivido. Questo è proprio da precisare. E vai dallo stare seduto a meditare, a contemplare la natura, Certo. sino a fare anche del movimento fisico associato comunque sempre a un benessere interiore. Volevo anche dire questo, perché noi siamo poi all'Hippie Music Festival, Sì. perché il respiro, che è fondamentale, no? Lo yoga è una vibrazione sonora. Sì. Giusto Paola? Noi produciamo Assolutamente. all'interno del nostro corpo, con le cellule, delle vibrazioni sonore. Quindi ci associamo all'Hippie Music Festival Assolutamente. per far conoscere anche questa filosofia di consapevolezza di vita, Esatto. associato al suono interiore e al suono con i mantra, Bellissimo. con la musica. Certo. Mi associerei all'aforisma dell'Hippie Festival che è remembering yourself, Esatto. cioè ricorda te stesso, Certo, torna in te stesso, cura la tua interiorità per relazionarti poi con il resto del mondo e con gli altri. Anche perché l'uomo più va avanti e più la tecnologia ci sta chiudendo in una scatola, Ci sta allontanando, quindi ci sta allontanando assolutamente. da quello che è l'essere e da quello che è lo spirito. Ecco. Quindi abbiamo bisogno di avvicinarci e di poi- tornare. Poi ci sta dando anche tanti condizionamenti, perché comunque noi siamo condizionati dalla società, dalla famiglia, Certo. dalla religione, cioè Certo. queste tre sono praticamente le istituzioni più Certo. importanti, che ci deviano magari da quello che invece è la nostra vera natura. La vera E quindi- natura, infatti. E quindi attraverso queste Se volete pratiche. intervenire, Sì, di- io- sì. Volevo dire qualcosa. Certo, volevo prego. dire una cosa, che in pratica lo yoga, come abbiamo detto, è uno stile di vita, non è solo l'attività fisica. E quindi a proposito di questo abbiamo anche Giusy, che è un'esperta di Ayurveda, Ecco. perché anche lo stile di vita è importante, Certo. e invece Anjali utilizza uno yoga e si esprime attraverso la danza, quindi che insomma bello. Bene. il Natya Yoga. Due Quindi... parole, sì. E per ricollegarmi anche a quanto detto Patrizia a proposito delle religioni. In realtà lo yoga ti aiuta a ritornare a casa e appunto abbiamo 1000 sollecitazioni esterne e ti insegna a esprimere te stesso, a esaltare la tua spiritualità e quindi è un ritorno a casa. Io insegno yoga e soprattutto sono una danzatrice di Natya Yoga. Natya Yoga che cos'è? È in realtà una forma di meditazione danzata, sì. Meraviglioso. Attraverso l'espressione parla degli elementi, quindi parla della terra, come ha detto Paola, della terra, dell'acqua, i 5 elementi. È una danza che si rivolge alla madre terra, al padre cielo, è proprio una forma di meditazione danzata, molto lenta, molto spirituale. Grazie, bellissimo. Grazie a te. Passo la parola a Prego, Giusy. Giusy. Sempre in riferimento allo yoga, che non è una religione, vorrei anche aggiungere che lo yoga nasce prima delle religioni e così come anche ha già detto Sita e Patrizia, non può che migliorare il tuo rapporto spirituale rispetto a quella che è la tua fede, che sia cattolica piuttosto che Certo. islamica o induista. Ti rende una persona migliore, proprio perché ti mette a contatto con cosa? Con la tua vera natura. Certo. E noi in questa vita moderna così estrovertita abbiamo perso il contatto di riferimento con noi stessi, ma perché abbiamo perso proprio il contatto con la natura. Certo. Non ci conosciamo più. Il mondo moderno ci dà tantissime cose meravigliose, ma allo stesso tempo un pochino ci distrae da noi stessi. Io mi occupo di Ayurveda, insegno Ayurveda, soprattutto tutto quello che è una tecnica di massaggio. Però devo dire che yoga e Ayurveda sono come dire fratello e sorella, sono nate da un'unica madre, da un unico principio filosofico che è il Samkhya, dove e vorrei anche a questo punto ricollegarmi all'importanza della vibrazione della Om, perché si dice proprio che il mondo, i Reishi, che erano i grandi uomini di spirito, di osservazione della natura, sostengono, a un certo punto hanno dato una definizione della vita, dell'umanità, e loro che cosa notano? Che esiste una parte
non fisica, non materiale, ma è senziente, pura luce, lo spirito. E poi esiste una parte fisica, materiale, ma non è senziente. Dall'unione di queste due parti, di Purusha e di Prakriti, nasce poi la vita. Però alla base della vita, proprio nel momento in cui si miscelano queste due energie, la prima manifestazione è una vibrazione e poi dalla vibrazione nascono così i vari elementi: etere, aria, fuoco, acqua, terra, così si manifestano. In realtà dov'è che l'unione tra lo yoga e l'Ayurveda sta proprio in questo concetto filosofico. Entrambi hanno un unico obiettivo, che è quello di riportare l'uomo alla sua vera essenza. Lo yoga lo fa attraverso cosa? Le posizioni, quindi la parte fisica, il respiro fondamentale, e la congiunzione tra respiro e parte fisica ti portano a che cosa? Quella che deve essere quello stato di interiorizzazione profondo, di unione col tuo vero sé, e quindi ti apre verso che cosa? Verso lo spirituale. L'Ayurveda lo fa attraverso cosa? Se lo yoga è il vero strumento per entrare col nostro stato di coscienza attraverso gli asana, pratiche. che sono le posizioni, il pranayama, che è il respiro, e la meditazione, l'Ayurveda ti dice questo, che l'uomo ha bisogno comunque a un certo punto di entrare in contatto con se stesso, perché la vita non ti riconnette con quella che è l'essenza della natura. E lo fa attraverso che cosa? Lo fa attraverso, ad esempio, l'utilizzo di erbe. Ecco. L'utilizzo di oli erborinati, che sono degli oli medicati che sono impregnati proprio dell'energia delle erbe, e in realtà poi ti dà uno stile di vita. In realtà cura anche la malattia, l'Ayurveda, ma soprattutto previene la malattia attraverso lo stile di vita, Certo. quindi il tuo contatto con la natura. E ti dice anche quando è che l'uomo si ammala: nel momento in cui l'uomo perde il suo contatto con la natura, e qua si crea, come dire, uno squilibrio. E l'Ayurveda ci passa attraverso che cosa? Stile di vita, erbe, oli, alimentazione, che è fondamentale, Certo. e soprattutto tutta una serie di pratiche che proprio ti insegna a mantenere giovane il tuo corpo. E qua ci sono proprio delle routine quotidiane che ognuno di noi tiene. Grazie Giusy, mi fai Prego. venire la voglia di praticarlo. Sì. Io direi di passare un attimino la parola a Daniela, perché lei adesso ha una riunione fra breve, quindi deve anche lasciarci. Quindi Dani, se vuoi salutare chiunque, vuoi dire la tua, insomma, hai il microfono libero. Prego. Sì. Grazie. Allora sì, vabbè, intanto saluto, è stato bellissimo, nonostante, ecco, effettivamente vedi questa tecnologia, però riesco ad essere qua in questo momento, quindi sono felicissima di aver visto le ragazze, grazie a te per l'ospitalità. Grazie. E quindi niente, cosa mi resta di dire? Che ci vediamo il 22 e il 23 per l'IPI Music Festival, e niente, cerchiamo appunto di vibrare tutti insieme. Non vedo l'ora che sia sicuramente 2 bellissime giornate di condivisione, di amore, di pace, di musica, di tutto quello che un po' è appunto la nostra interiorità e il nostro benessere. Ok? Grazie. Grazie. Ti Ciao, mandiamo un grande bacio. Ciao. Ciao. Ciao, chiudi pure tu il collegamento. Ciao Dani, ciao. Ciao. Benissimo, è stato bellissimo Bene. poterci collegare Sì, anche con Dani, sì, molto bello. Ecco, sì, A vedi, proposito del... Sì. diceva prima Angiali che è un tornare a casa, tu hai detto, mi pare, sì, vero? Sì. sì. E volevo dire che generalmente questa è un'esperienza che tutti provano, anche i neofiti. Cioè quando ci si siede sul tappetino e magari si fa la prima lezione di yoga, spessissimo si ha questa sensazione Ecco. di tornare a casa, di vivere qualcosa o di riagganciarsi a qualcosa che già si conosce. E io infatti amo pensare, cioè questo è un mio pensiero, che lo Certo. yoga si è sviluppato in India ma nasce dentro l'uomo, cioè è già insito in ognuno di noi, cioè questa unione, questa ricerca, e spesso le malattie o comunque sia il malvivere, ecco, è dovuto proprio al fatto che sia la ricerca di qualcosa e non si riesce a coglierlo. Attraverso lo yoga si può... Si ritorna a casa. Si ritorna a casa, esatto. Ha usato sì. un'espressione Esatto, bellissima, sì, perché molto rende bello. proprio l'idea
noi che ci allontaniamo andiamo a cercare l'idolo del successo, Esatto, l'idolo sì. e poi alla nelle fine cose semplici sta nelle invece, cose sì. semplici, in un respiro, in una postura, in un Esatto. cibo sano, insomma, quello che Certo. avete detto benissimo. Ecco, Sì. ma se qualcuno, a parte che verranno a trovarvi all'Hippie Music Day, Sì, sì, sì. ma se vi vuol contattare prima, come deve fare? Beh, intanto noi abbiamo una pagina Instagram che si chiama Yoga Day Sardegna, quindi possono chiedere informazione al Yoga Day Sardegna e noi saremo prontissimi a Tutto attaccato, rispondere. tutto minuscolo? Yoga Day trattino Sardegna. Ecco, Yoga Day, trattino Yoga Day basso, trattino Sardegna, esatto. Sardegna. Poi vabbè, si possono informare anche Certo. attraverso Giovanni e Valentina, Certo. quindi con Oppure il... guardate in descrizione Oppure, sì. sotto questo video trovate Esatto. il loro Instagram. Sì, Ecco. certo. Benissimo. Ecco, siamo in chiusura, dite Sì. tutto quello che volete, avete il microfono libero tutte, quindi io vi ringrazio per essere venute qui perché mi ha Grazie a fatto te di veramente averci tanto piacere invitato. conoscervi. Beh, noi aspettiamo a braccia aperte tutti, tra l'altro potrebbero essere previsti anche, a parte del periodo estivo e quindi turistico, potrebbero essere previsti anche degli stranieri e ci saranno moltissime lezioni bilingue, quindi con la traduzione in simultanea anche con la lingua inglese. Ci saranno degli spazi molto importanti con dei laboratori per i bambini, anche questo è un valore aggiunto per questo evento perché dovrà essere la festa di tutti. Certo. E quindi niente, vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto ci aspettiamo sicuramente anche dei numeri importanti, ma vorrei dire anche che lo yoga non è fatto di numeri, ma Certo. di energia e l'energia sicuramente sarà alta. Assolutamente Ok, sì. quindi, ecco. Quindi mi raccomando, andate, prenotate subito i biglietti al box office, colgo l'occasione per dirlo, perché poi alla fine qualcuno, come l'anno scorso, tutti all'ultimo momento hanno prenotato il biglietto e qualcuno è rimasto senza. Quindi subito, box office Cagliari, e potete tranquillamente prenotare il vostro biglietto per l'Hippie Music Day, sarà una giornata fantastica. Sì. Paola, qualcos'altro? La nostra parte è quella dello Yoga Day, Sì. che era già in aggiunta, diciamo, alla parte olistica già programmata da Giovanni Solinas Certo. e Valentina. Non prevede biglietto, cioè una volta che uno fa il biglietto per l'Hippie Music ecco. Festival Ecco. può entrare tranquillamente nella zona olistica dove Ecco. ci saremo anche noi con le Benissimo. pratiche di yoga e suono. Benissimo. Volevo aggiungere che ci saranno anche un gruppo giovanile con Mirko Dejana. Sì, sì. Adesso scusate, non Sì, ci posso... saranno i Surya Chandra i Surya Soul, Chandra sì. Saul, che canteranno dei mantra. E i mantra, già la parola stessa si riferisce a manas e la mente, quindi trae la liberazione. Quindi quando io faccio un canto di questo tipo, Ecco. tutte le sillabe che io emetto con la mia voce, col mio strumento, portano ancora una volta a sintonia alle mie vibrazioni interne, quindi al mio benessere e all'armonia. Quindi consiglio a tutti di cantare i mantra. Possiamo sentire ancora qualche secondo della campana? Assolutamente. Grazie. Non so se vogliamo fare tutte insieme un om insieme alla campana, certo, sì, il canto bellissimo. dell'om. Sì. Grazie. Che ci crediate o meno, amici da casa, ma io ho sentito delle vibrazioni qua con loro incredibili, quelle che magari non avvertite voi nel video.
ma sicuramente se venite all'Hippie Music Day proverete questa emozione che è incredibile e mi viene veramente la voglia di conoscere qualcosa in più. Bene, io vi ringrazio veramente tanto. Grazie Se per volete averci aggiungere ospitato. qualcosina, avete il microfono libero. Aspettiamo Sì. per far conoscere appunto questa nostra, non la nostra, questa filosofia Questa di vita. filosofia di vita. Di tutti. Giusto anche solo sedersi sul tappettino e provare. Venite a conoscerle perché sono veramente delle bellissime, bellissime persone. Grazie. Grazie Ciao. a te. Ciao a Grazie. tutti. Ciao a Ciao, tutti, ciao, grazie. ciao. Grazie. Grazie.